Come lo chiameresti? Io direi un innamorato della lingua napolitana. Sì? Sì. Perché? E perché dalla lingua napoletana lui ha trovato nella inflessione delle parole, direi della grammatica, quindi la parte immediata, la più elementare, a finire poi ai contenuti che attraverso essa si esprimono, lui vi ha trovato veramente l'essenza della vita e in particolare con un poeta che oramai fa parte, e devo dire, dei residui della sua vita, avendo ben già 86 anni, Antonio Giorgio. E questo poeta è, e lo dico subito, senza indugio, senza parafrasare o senza nascondere dietro altri paraventi altrettanto importanti, vi dirò subito che per me è Edoardo De Filippo, 1984. Ho avuto anche la gioia di conoscerlo personalmente, di poter anche scambiare con lui pochissime parole, ma so dall'esperienza avuta al contatto con gli altri che anche quelle poche parole sono state tantissime. Comunque, venendo al fatto del quale accennava questo incommensurabile, perché vi assicuro che è immenso, amico Mario Scippa, immenso per le cose che riesce a fare, a mettere in cantiere, a realizzarle. Quindi, tornando a questa sua bellissima idea, nell'attesa poi di riprendere tutto quanto riguarda in particolare la lezione e quindi diciamo prima lo studio dell'architettura, delle cose antiche, delle antichità, di mettere in programma questi incontri di poesia. Sì, penso che sia stata una bella idea, anche perché questo luogo, questi oggetti, queste cose, questa atmosfera, credetemi, è estremamente invitante ed è assolutamente adatta, capace di contenere e di traghettare la poesia, e dico traghettare la poesia a quelli a venire. Quindi una azione in effetti che ci salverà per il prosieguo, per il futuro. Antonio, ci vuoi far ascoltare qualcosa stasera? So che non hai preparato niente, però per le prossime serate Sì, forse partiremo mercoledì prossimo. bene, D'accordo? Daremo sì, appuntamento ai nostri amici ogni bene, mercoledì alle 17. bene, Faremo un incontro con la poesia, se ti fa piacere, qua dal Salotto Letterario Antichità Scippa. mi fa E ci piacere. tengo che sia tu ad essere il protagonista. Lo sai quando ti voglio bene, quando ti stimo e ci tengo perché tu sei un'antologia vivente. No, So che tu hai una personale tua antologia di poesia sì, è vero. e sono tutte o quasi tutte in lingua napolitana, Quasi, sì, quasi tutte. prevalentemente in lingua napoletana, sì, È vero? sì, E so anche un'altra cosa che ho capito tra le righe per quanto tu mi parli di poesie, della tua poesia. Ecco, dico tua poesia perché anche se sono poesie di, di grossi nomi della poesia napoletana, io me ne accorgo da quando le declami, da quando le reciti, gioisci e ti commuovi come se fossero parole partorite da te. sì, è vero. Per cui questa antologia non è altro, come direbbe, come hanno detto, insomma, un tuo autoritratto disegnato con le parole degli altri. E così io mi sbaglio. Molto bello, Mario. E tanto per non cambiare, per non essere da meno, sei stato eccellente in questa Vabbè. tua
in Vabbè, questa facciamo tua una cosa, recita questa cosa. qualcosa, pensa un attimo, fermati giusto 2 secondi Mm. e tira fuori dallo scrigno una perla. Sì, mi hai particolarmente invogliato dicendo tira fuori una perla. La perla è rara dopo tutto ed è raro questo autore che non è conosciutissimo come può essere Salvatore Di Giacomo, Ernesto Murolo, Raffaele Viviani, no, questo è Rocco Galdieri, che pure è immenso. E la perla veramente tale che mi sovviene, spero di potertela tutta quanta offrire nella sua interezza, senza nulla dimenticare, si intitola Chella dei Confiette. Chella che le piaceva nei confietti e russicava sempre cannellina e teneva i capelli così fini che se l'aveva appuntata tutte in mattina con un mazzo di ferrette e non l'ho già vista più. Ho incontrato a Rossa, maratata, ricca e sbargiassa, con un bagarina, e per una orecchia, cariche lazietta, contenta, amata, eppure soddisfatta di tenere quell'uomo vicino che per destino essa aveva aspettato tutta una gioventù. Ma quella che le piacevano i confetti non l'ho più vista più. Ho incontrato una piccerella per la mano, malatella come essa, a bionda, che io tremava, che voleva, perché quella se n'aveva in coppa aranella, e via che la sera le veniva a freva. Mi diceva, lassami, che spietta. Teneva una tosse che la poverella, mi ricordo, ma non voleva manco uno sciusciù. E quelle che le piacevano i confetti non l'ho più vista più. E ho incontrata tutta innamorata mia, vecchia conoscenza, buona amica, quella che mi faceva più dispietto, quella che mi manava sempre per i vici, quella che mi trattava con scemanfu, ma quella che le piacevano i confetti, no, non l'ho più vista più. Grazie Antonio. Invito tutti a seguirci ogni mercoledì alle ore 17 con Antonio Giorgio. Arrivederci e grazie.